A te l'Apostolo, capitolo 6. Elezione resetta di Agane. In da quegli giorni, veramente, stava aggranando sempre più un numero tutti i discepoli suoi. Scopriamo scontenti fra gli ebrei che parlavano la lingua greca, perché è vero la loro non me ne hanno aiutato quando tutti i giorni rispezzavano un magnà. Tanna è duro che mangi discepoli loro rigettano. Non è cosa buona che noi, per dare a mangiare a gente, pensiamo poco alla parola di Dio. Cercare di trovare, frate miei, in mezzo a voi 7 uomini giusti e assai apprezzati, in mezzo al popolo, chi ne Spirito Santo e chi ne giuriggi. E noi daremo a questo umano e rispensiamo a mangiare. Noi invece ci vogliamo dedicare a preghiera e a predicare la parola del Signore. Questa cosa piaceva a tutti i discepoli che scegliettero Stefano, che era nome chi ne fede e chi ne Spirito Santo, Filippo, Procore, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, che era uno che veniva da città di Antiochia. Questi 7 furono poi portati innanzi a tutta l'Apostolo, che roppa che avevano priato Dio per loro. Mettetene in mano un coppa a capo a loro. In da questo tempo la parola di Dio si espandeva sempre più e si aggraneva sempre più un numero di tutti i discepoli a Gerusalemme, pur parecchi prima da cominciare a credere in Gesù Cristo. L'arresto è Stefano. Stefano, pochino Spirito Santo e potenza, faceva miracoli e prodigi assai rossi in mezzo a tutto il popolo. E sai zaini certi che appartenevano a quella sinagoga che avevano chiamato Re Liberta. Insieme con loro gestivano pure certi che avevano rinda la città di Cirene, a rinda la città di Alessandria e altri che avevano pure a rinda la Cilicia e a rinda l'Asia. E si mettette subito a chiacchierare con Stefano, ma non ce la facevano a ieri innanzi a essa, per via la sapienza sua. E proprio per questo, un surfaine certo che ricettare, noi vi mentite che recchie nostre, che chi riceve gli stemmo contro a Mosè e contro a Dio. E così facette una ruta tutto il popolo, tutto l'uomo abbasato e tutte le masse alla legge. Poi zubaino un gol e un cadenaino e lo portaino innanzi al tribunale. A presentare pure certi uomini che ricettero un cofano e bucingo a chista, dicendo: Questo non fate che dice la parola infame contro questo tempio e Dio e contro la legge di Mosè. Noi l'abbiamo sentito dicere che Gesù è Nazaret smantellerà questo tempio e Dio e cagnerà tutta l'usanza che ci ha lasciato Mosè. E tutti quelli che stavano assettati in tribunale votarono l'occhio loro in quella chista. Vedette una faccia soia che sbranneva come che l'angelo.